Leonardo aveva un cuore grande, sì, era generoso. Purtroppo forse era un cuore malato, era grande e grosso, ma aveva una sensibilità incredibile. La voce è quella di Antonio Florian, presidente del Comitato Italiano Arbitri di FIP Veneto, ma soprattutto il papà di Leonardo, 24enne rugbista che oggi l'intera comunità di Spresiano piange. Tragicamente morto in casa ieri mattina, spirato davanti a mamma, papà e fratello, che hanno cercato di soccorrerlo quando hanno visto il respiro farsi affanno. Abbiamo fatto un massaggio cardiaco alternandoci, mentre al telefono c'era l'operatore del 118 che ci diceva quello che dovevamo fare. Mia moglie ha fatto un primo soccorso, per cui aveva già delle esperienze in merito. Il disperato tentativo di salvarlo fino all'arrivo dei sanitari. Per Flo, gigante buono, non c'era già più speranza. Eccoli insieme in questa foto, mamma e fratello nel giorno della promozione in Serie A. Sarà l'autopsia disposta ora a chiarire che cosa sia accaduto. Leonardo stava bene, una laringite curata con l'antibiotico 20 giorni fa, poi la ricomparsa della febbre e gli accertamenti disposti dal medico. Non accusava nessun tipo di dolore, non aveva nessun gonfiore, non aveva niente. Lui ha sempre fatto le visite mediche, non aveva mai avuto un problema, non ha mai avuto un rimando alle visite, non ha mai avuto niente. Una delle ipotesi è che sia stato stroncato da una miocardite, un'infezione che intacca il muscolo cardiaco. Ieri sera la squadra si è riunita per lui la decisione di fermarsi domenica. La squadra riunita ieri sera ha deciso di fermarsi per Leonardo, quindi la partita di Serie A Elite Cup, che è una partita della franchigia di Mogliano contro le Fiamme Oro, è stata annullata. L'ultimo saluto a Flo sarà sul suo amato campo da rugby, come voluto dalla famiglia. Questa sera a Monigo l'intero stadio osserverà un minuto di silenzio prima della partita Italia-Scozia. In quel silenzio si leverà in cielo una preghiera per un grande campione, umile, sensibile, cuore grande. È sempre così, ma si vede, te le lascia il sorriso Leo. Il pensiero di papà Antonio è anche per i suoi amici. Non riusciamo ad entrare nel cellulare di Leonardo, ci racconta, vorremmo rispondere a tutti. Se avessimo la possibilità di rispondere, risponderemo a tutti.